ci ha portato, 4-5 stelle. ci hanno fatto abbassare a Però, tutti. insomma, tenendo Sì. un'analisi solo sul ponte Sì. Brughiero, l'anno non si chiude bene. Se io analizzo i dati nella complessità, per noi non è andato bene, perché abbiamo nostri associati di alberghi a 4 stelle, che sono 5 in tutta la località, ci hanno portato in sofferenza. Sì, sì, questo dato è vero. Però analizzando loro, cioè loro mi hanno mostrato proprio le loro arrivi e presenze, giugno fine agosto hanno fatto un buon dato come gli anni passati. Poi quando arriviamo da settembre a dicembre, proprio addirittura ho visto qualcuno che aveva anche chiuso. Cioè, se incominciamo a pensare che a settembre-ottobre non abbiamo questi viaggi organizzati, chiudiamo e non va bene, perché la struttura, a differenza della flessibilità che ha il privato o il B&B, che vede un po' di sole e magari un po' di tempo apre la propria casa, la struttura alberghiera per mettersi in funzione oltre 100 camere, 100-120 camere l'una, deve prepararsi minimo 3 mesi prima per trovare i dipendenti e metterci in funzione. Oltre i costi poi quando il movimento di gestione, ma se io guardo il mio calendario di prenotazioni e vedo che i viaggi organizzati dalla Germania quest'anno non ci danno conferma perché la Germania è un po' in difficoltà, a questo punto io dico guarda, finiamo qui perché altrimenti andiamo a perdere tutto quello che abbiamo recuperato durante la stagione estiva. Però queste cose non dovrebbero più accadere, dobbiamo organizzarci meglio, come ha detto il Presidente delle locazioni private, dobbiamo guardare i mercati dell'est, non dobbiamo più pensare alla Germania, all'Austria, ma dobbiamo spostare il nostro obiettivo sui mercati dell'est. Anche la Polonia è un mercato molto buono, certo. La Polonia sta venendo Tutti i su paesi molto dell'est bene, sono buoni, per esempio loro frequentano tanto i 3 stelle e vedo sui 3 stelle che addirittura noleggiano la spa intera per tutta la giornata e sono dalla Polonia e ci chiedono la bottiglia di prosecco di alta qualità e qualcuno quest'estate ci ha chiesto anche la bottiglia di champagne in spa. Vuol dire che la cosa funziona secondo me. Addirittura alcuni stranieri cechi che io ho conosciuto che frequentavano anche da noi, diciamo, hanno comprato anche degli appartamenti proprio per avere proprio Una base qui. E questo vuol dire proprio il richiamo della località, come dicevo prima. Cioè è una località che ha 2 cose, ha la spiaggia e anche è difficile trovare una situazione di questo genere. Visto che avevi accennato, sul fronte invece dei dipendenti, avete anche voi questa difficoltà nel reperire personale qualificato? Sì, tantissima. In tutti i settori. Tantissima difficoltà perché proprio noi, in special modo gli hotel a 4 stelle, cioè ci vuole personale di alta professionalità, qualificato, che abbia già avuto esperienza, che parli le lingue ed è questo che ci porta proprio quando facciamo l'apertura a organizzare la squadra di lavoro. Parliamo di 20-30 persone ad hotel, quelli più grandi, invece gli altri siamo sui 15, ma forse che di più, arriviamo anche a 40 persone. E diciamo che secondo noi dovremmo pensare a andare direttamente sui posti, diciamo, per esempio avevamo aperto una collaborazione tramite la nostra associazione con la Polonia, abbiamo avuto dei contatti con il consolato italiano in Polonia, si stava lavorando per le scuole alberghiere che loro hanno lì in Polonia, di gemellarle con le nostre e di portare direttamente i ragazzi qui a lavorare durante la stagione estiva, cioè proprio avere già il personale che sa già fare questo mestiere qualificato e fargli passare la stagione estiva da noi, fargli passare i 6 mesi qui. Poi ci siamo riscontrati con la difficoltà degli alloggi, perché dobbiamo dare gli alloggi, e adesso stiamo studiando di creare una piccola cittadella del personale. Abbiamo già monitorato alcuni immobili sulle zone periferiche di Chioggia per acquisirli e trasformarli in foresteria per i nostri dipendenti. Adesso vedremo come ci metteremo d'accordo su questa cosa qua e se la Polonia risponderà su questo, perché oggi come oggi il mercato del personale locale siamo in difficoltà, questo è pacifico.
non riusciamo a trovare. Ormai Dobbiamo andare fuori. È una caratteristica nazionale ormai. È nazionale questo. Sì, io se posso aggiungere qualcosa, perché